nostri microfoni le parole dell'ex moglie di Loris Bertocco, il veneziano che ha scelto di morire in Svizzera dopo anni di paralisi. La sua battaglia è la nostra battaglia, dice. In Veneto almeno altre 5 persone pronte per la dolce morte. 30 anni di carcere e 1 milione di euro di risarcimento è la condanna inflitta dal Tribunale di Vicenza a Davide Tomasi. Nell'aprile dell'anno scorso uccise l'ex fidanzata a coltellate. Assurda tragedia nel Vicentino, 63enne titolare di un allevamento ittico cade in una vasca e non riesce più a risalire. Il corpo recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Nel pomeriggio a Roma l'incontro tra il sottosegretario all'economia Baretta e i rappresentanti dei risparmiatori vittime dell'ex Popolari. Il governo apre alle loro proposte. Pronti a chiudere gli ambulatori, i medici di base non arretrano sulle loro posizioni. I vertici delle aziende sanitarie lanciano un appello per riaprire il dialogo. Dipendenti infedeli di un'impresa di stufe trevigiana hanno rivenduto per anni pezzi sottratti alla ditta, effettuando anche manutenzioni al posto dell'azienda stessa, che ha rischiato per questo il collasso. C'è anche un team di astronomi padovani tra i ricercatori che hanno scoperto i segreti del pianeta nano Haumea. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto, edizione che si apre con la storia di Loris Bertocco, il veneziano da 40 anni paralizzato in seguito ad un incidente stradale, che ha deciso di morire in Svizzera. Oggi siamo andati a Fiesso d'Artico, paese nel quale viveva Loris Bertocco. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco e poi abbiamo sentito le reazioni dei suoi concittadini. È stato un fulmine a ciel sereno per me ieri quando ho saputo di Loris, e devo dire che mi ha toccato molto, e ho riflettuto ieri sera, prima di andare a letto, devo dire, ho pensato che una decisione del genere non deve essere stata facile essere presa. Anche il sindaco di Fiesso è rimasto sconvolto dalla decisione presa dal suo compaesano Loris Bertocco di andare in Svizzera a morire. Nel memoriale che ha lasciato, il 59enne ha voluto sottolineare il fatto di essere stato abbandonato dalle istituzioni, concetto che ha fatto male a Martellato, che invece sostiene di aver sempre fatto il possibile per aiutarlo. Da anni, da quando ha avuto queste problematiche, Loris è sempre stato accolto dai nostri servizi sociali, ha sempre avuto tutto quello che la legge ci permetteva di dargli, e anche di più, voglio dire, nel senso della disponibilità degli assistenti sociali, la disponibilità dei servizi che ogni tanto riuscivano anche a passare a casa sua a vedere come era messo alla sua situazione, e quindi abbiamo cercato sempre al massimo questo comune di stargli vicino. Mano a mano però le risorse hanno iniziato a diminuire, rendendo sempre più difficoltoso un aiuto a Loris, una scelta, la sua, che spacca in due l'opinione pubblica. Quando uno non ne può più, cioè è inutile, fa soffrire gli altri e anche lui stesso. La politica deve muoversi, chi ha il potere, no? Noi non abbiamo potere, possiamo solo esprimere idee e basta, in Italia. Io ho già una copia del testamento biologico, logicamente vuoto. Se dovessi arrivare a non avere più possibilità, io andrò in Svizzera. La disperazione fa portare a scelte che una persona sana non può capire, non può sapere, e di sicuro non le fa. Quando una persona soffre, e io ho avuto modo di vederne diversi, la disperazione, la voglia di smettere di soffrire. C'è solo il Padre Eterno che può decidere, però in questi casi una persona, quando soffre molto, non vede nessuna alternativa. E intanto, sulla scia della morte di Loris, anche Giuseppe, papà di Elisa, una 46enne che da 12 anni respira con una canula alimentata da un sondino in un letto di un istituto di ricovero di Mestre, dice di volersi rivolgere ad un giudice per avere la possibilità di ottenere un modo alternativo per un accompagnamento a un fine vita dignitoso. E poi ci sono le parole dell'ex moglie di Loris Bertocco, che ha detto: la sua battaglia è la nostra battaglia. Sentiamo. Loris era una persona tenace, molto intelligente, che amava la musica, ma che non prendeva poche cose alla leggera. Lui ha fatto politica seriamente, cominciando ancora quando era giovane, ed è continuato fino adesso con le sue difficoltà. E Loris era una persona
io direi solare, che ha amato la vita, e ho avuto la certezza di questo oggi con il fatto che da ieri, da questi giorni, da ieri così, e negli ultimi giorni che siamo stati accanto a lui c'è stato un amore, e lui di questo ci ha ringraziato, e noi abbiamo fatto questo di cuore. Allora io dico che Loris era uno duro, eccezionalmente bravo, ecco. Trattiene a stento le lacrime l'ex moglie di Loris Bertocco. 21 anni insieme, da 6 erano separati ma restando uniti. Una decisione difficile da accettare per chi resta, ma questa è una battaglia che chi ha vissuto a suo fianco ha capito e vuole portare avanti. Sapevo tutto, però a richiesta di Loris pochi amici intimi lo sapevano, e noi abbiamo rispettato la sua volontà di non dire in giro. Qualcuno avrà anche provato a farlo desistere. Esattamente, qualcuno ha provato per amore, per amicizia, per tante cose, e anche perché non è facile che il tuo amico, il tuo marito, il tuo cugino, cioè una persona cara a te, ti dica io non voglio più vivere al morire. Cioè, l'istinto è sempre di salvare, l'istinto nostro è sempre della salvezza, non è una decisione che neanche lì prendono alla leggera, è un percorso che deve essere fatto, rispettato, dopo se va avanti chiedono altre cose, cioè è un lungo percorso, non è una cosa che tu vai, compri una cosa o vai a fare la spa e prenoti fra un mese, non è assolutamente niente di questo, è una cosa che è stata ponderata a lungo di un arco di tempo ragionevole. Cosa succederà? Ci sarà un funerale? Loris tornerà nel suo paese d'origine? Cosa accadrà? Allora, io queste cose ancora non so, sicuramente Loris tornerà qua, e adesso non c'è stato ancora il tempo di parlare di questo perché è tutto molto difficile, ma sicuramente ci sarà come ricordarsi di Loris, come onorarlo e come, se posso dire più che come onorare, festeggiarlo, perché se lo merita un riconoscimento anche per tutto quello che sta succedendo da ieri alle 2 di pomeriggio fino adesso. Siamo arrivati a livello nazionale per riscuotere le coscienze e per far riflettere. E la vicenda di Loris Bertocco ripropone la questione sull'eutanasia e sulla necessità di una legge nazionale che regolamenti la materia. Io sono stato e sono ancora convinto che la vita sia bella e sia giusto goderla in tutti i suoi vari aspetti. Credo in questo momento che la qualità della mia vita sia scesa sotto la soglia della accettabilità e penso che non valga più la pena di essere vissuta. Questo un estratto del memoriale di Loris Bertocco, il 59enne veneziano da 40 anni paralizzato e che è morto in una clinica svizzera. La sua decisione di scegliere la dolce morte lontano dall'Italia ripropone con tutto il suo carico di dolore e sofferenza la questione di una legge che regolamenti il fine vita. Diciamo di una morte dignitosa, cosa che non ci consente questo paese perché ci obbliga ad andare a morire in esilio, invece di morire a casa nostra tra i nostri affetti più cari. Ma come Loris Bertocco sono tanti i veneti che hanno scelto di andare oltre confine a morire. I dati della sola associazione Exit Italia che assiste malati terminali parlano chiaro. 3 dicevamo del 2015 sono partiti del Veneto, invece del 2016 ci sono andati 2 persone, una di Vicenza e una di Venezia. Sempre secondo Exit Italia, attualmente sono 5 i veneti, un bellunese, un vicentino, un veneziano e 2 padovani in attesa di partire per la Svizzera. Numeri che riguardano la sola associazione di Coveri, ma se si considera coloro che si appoggiano ad altre associazioni o che agiscono individualmente, è possibile dire che sono dati decisamente più elevati. Fredde cifre che in realtà racchiudono le storie di malati che spesso partono da soli verso la Svizzera. Queste persone hanno paura di essere accompagnate, evitano di essere accompagnate dai suoi cari per andare a morire perché la legge italiana ti dà 12 anni di galera. Famiglie che oltre alla sofferenza devono fare i conti con i costi che una simile scelta comporta. Che devono andare a morire in esilio a 10.000 euro il colpo, è questo che mi fa arrabbiare a me. Voltiamo pagina, 30 anni di carcere e 1 milione di euro di risarcimento, e questa è la condanna inflitta dal Tribunale di Vicenza a Davide Tomasi, l'uomo che nell'aprile dell'anno scorso accoltellò mortalmente la sua ex fidanzata.
30 anni di carcere, è questo quanto dovrà scontare Davide Tomasi, 39 anni, per aver ucciso la sua ex fidanzata Monica De Rossi il 4 aprile dell'anno scorso. Accolte dal giudice del Tribunale di Vicenza le richieste del PM Claudia Brunino. Tomasi dovrà anche risarcire con circa 1 milione di euro i figli e i fratelli della vittima. Un amore il suo ossessivo per la 47enne agente immobiliare di Grisignano di Zocco, tanto che lei aveva deciso di lasciarlo dopo qualche mese dall'inizio della loro relazione. Un'ossessione dalla quale però l'uomo non riesce a liberarsi, tanto che arriva a meditare l'omicidio-suicidio. L'occasione arriva il 4 aprile del 2016, la scusa è quella di vedere una villetta a Schiera, accoltella la donna mortalmente, poi tenta il suicidio ma verrà salvato in extremis. Restiamo con la cronaca nel Vicentino, con la tragedia che si è consumata nella notte ad Altissimo. Un uomo di 63 anni è caduto nella vasca di un allevamento di trote ed è deceduto. Sulle cause indagano ora i carabinieri. Si chiama Giovanni Benetti, l'uomo di 63 anni trovato senza vita nelle vasche per la piscicoltura in via Valle di Fiume a Molino di Altissimo nel Vicentino. Il 63enne era il titolare dell'allevamento di trote Teatro della Sciagura e viveva poco lontano. La tragedia poco dopo la mezzanotte e secondo le prime ricostruzioni svolte dai carabinieri l'uomo potrebbe essere scivolato all'interno di una delle vasche senza più riuscire a risalire. I vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Vicenza hanno recuperato il corpo dell'uomo senza vita dal fondale della piscina, profonda circa 1,80 m, ma per un'altezza di 2,5 e lunga 20 e larga 10 metri. Il personale medico del SUEM non ha potuto che constatare la morte dell'uomo. I carabinieri di Crespadoro stanno indagando sulle cause dell'incidente. Oltre un'ora di confronto, diverse proposte sul tavolo e la disponibilità del governo a verificare i margini di eventuali interventi. Sono i risultati del primo incontro del tavolo tecnico tra il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta e i rappresentanti delle associazioni e dei comitati dei risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e delle 4 banche, incontro che si è tenuto ieri pomeriggio al Ministero. I rappresentanti dei risparmiatori hanno chiesto tra l'altro l'istituzione di un fondo per le vittime dei reati bancari, con particolare attenzione a risparmiatori e imprese che hanno dovuto acquistare quote delle banche popolari per ottenere mutui e finanziamenti, ripristino dei fondi per i cosiddetti casi sociali, individuazione più puntuale delle responsabilità di tutti coloro che hanno provocato misleading, utilizzo del meccanismo delle minusvalenze anche per gli ex azionisti e ancora formalizzazione di un tavolo tecnico gestione degli NPL. Baretta ha condiviso l'opportunità che siano sentiti dalla Commissione d'inchiesta. Seconda giornata della 34esima Assemblea Nazionale dell'ANCI in corso alla Fiera di Vicenza. Oggi è stata la volta del Premier Gentiloni e dei ministri per parlare di temi cari ai sindaci, dalle infrastrutture al lavoro, dall'autonomia agli avanzi di bilancio. ANCI, l'assemblea entra nel vivo e dopo il capo dello Stato Mattarella è stata la volta del Premier Gentiloni chiamato a rispondere sui temi più cari ai sindaci, la richiesta di autonomia e di risorse per lo sviluppo. Autonomia che è anche oggetto di referendum regionale il 22 ottobre e il sindaco di Vicenza Achille Variati a Gentiloni lancia un invito. Di fidarsi dei sindaci, di essere audace. Che cosa ha da perdere lui? Sta per concludere il mandato. Dia forza ai sindaci. Possibilità di spendere i soldi degli avanzi amministrativi nei bilanci. L'ANCI Veneto ha presentato al governo delle proposte. Avanziamo delle proposte su alcuni criteri, parametri che possono in qualche modo permettere ad enti che li rispettano di poter usufruire di una quota maggiore. Ma di temi caldi per i quali i cittadini attendono risposte dai molti ministri giunti a Vicenza per l'assemblea dell'ANCI, nonché investimenti, ce n'erano molti, tra questi le infrastrutture, dalla Tava alla Valdastico alla Pedemontana, e su quest'ultima opera il ministro Del Rio specifica. Siamo stati vicini alla Regione che ha trovato una soluzione, quindi si va avanti, mi pare che nel rispetto delle reciproche competenze ognuno ha fatto la sua parte. Risposte, soldi e tanti saranno quelli che arriveranno invece per il trasporto pubblico, altra annosa questione. Io oggi sono qui anche a rendere conto di un piano di investimenti mai visto prima nella storia della Repubblica sul trasporto pubblico locale, sulle metropolitane, sulle ferrovie regionali, sul rinnovo del parco autobus. Si è parlato di ambiente con il ministro Galletti, una toccata e fuga, la sua tanto basta per parlare di FAS e chiudere la questione limiti. Alla Regione Veneto ha detto abbiamo dato una forchetta entro la quale fissarli. Fuori dalla fiera anche i lavoratori della Lovato di Vicenza per consegnare una lettera al ministro del lavoro Poletti.
Noi facciamo un appello al Ministro perché cerchi di parlare con la proprietà dell'azienda per mantenere la produzione e il sito produttivo a Vicenza, quindi mantenere qui la produzione. Il consigliere regionale del gruppo misto Piero Ruzzante ha presentato un'interrogazione dal titolo «Il presidente della giunta regionale suggerisce ai sindaci del comuni veneti l'invio di lettere informative ai cittadini sull'imminente consultazione referendaria». Dopo il massivo impiego di fondi regionali per l'informazione sul referendum bisogna utilizzare anche le risorse dei comuni, un'interrogazione insomma che sottolinea il fatto che eventuali invii ai cittadini, spiega Ruzzante, di lettere informative da parte dei sindaci è ingiustificato. E oltre al fronte dell'astensionismo c'è il fronte del no, e allora sentiamo le parole di Enzo De Biasi, a capo di un comitato molto esplicito, al punto da aver definito il referendum farlocco. Ecco le sue parole. Noi siamo per l'autonomia da sempre, quella differenziata all'interno dell'alveo costituzionale, e farlocco per 3 motivi. Il primo, perché la Corte Costituzionale ha spazzato via ogni e qualsiasi velleità di rafforzamento reale. La Regione non sarà né indipendente né sovrana, né potrà riscuotere tasse all'80%, né i tributi all'80%, financo non potrà nemmeno amministrarsi senza vincoli di di bilancio. Quindi tutto ciò che poteva avere a che fare con un po' di contenuto è stato spazzato via. È rimasto in piedi questa specie di moncherino che dice: vuoi tu bene alla mamma, cioè vuoi un po' di autonomia? Noi veneti da sempre siamo per il sì, ovviamente, ma il problema è che nel frattempo l'amministrazione regionale aveva aperto un'interlocuzione col governo di Roma, aveva mandato giù una delibera, il governo con tutte le materie richieste, e il governo di Roma gli ha detto: benissimo, mettiamoci a trattare. E l'attuale presidente pro tempore, invece di mettersi a trattare, ha pensato bene di indire un referendum. Perché? Per spendere soldi, per perdere tempo, per il 23 ottobre rimettersi a fare quello che doveva fare il 22. Quindi è una perdita di tempo, perché si perde un po' di tempo in più. È una perdita di denaro, perché quante cose si potrebbero fare con 15 milioni invece di una spesa una tantum. Torniamo alla cronaca, tragedia della strada stamane a Castelfranco, un'anziana di 77 anni è stata travolta da un'auto, è morta poco dopo nonostante i tempestivi soccorsi. La frenata improvvisa, poi il terribile impatto, è una scena che i presenti non potranno dimenticare, il corpo della donna sbalzato sull'asfalto dopo il violento urto con l'auto. Le condizioni di Gina Cecchin, 77 anni, erano già gravissime quando i sanitari del SUEM sono arrivati d'urgenza in via Vivaldi per soccorrerla. Tanto gravi che l'anziana non ha fatto nemmeno in tempo ad arrivare all'ospedale, spirando nell'ambulanza. Una tragedia consumatasi in pochi istanti tra via Vivaldi e via Borgo Treviso, quando stamane alle 10:30 Gina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ed è allora che una Fiat 500 condotta da un 21enne di Fonte si è materializzata improvvisamente davanti ai suoi occhi. Da stabilire l'esatta dinamica della tragedia. Di fatto lo scontro è stato inevitabile e la 77enne è finita sull'asfalto. Fatale per la donna l'aver battuto violentemente la testa contro l'asfalto. Immediato l'allarme dei presenti. Sul posto, oltre al SUEM, la polizia stradale di Castelfranco e anche la polizia locale, che ha chiuso al traffico la strada per consentire i rilievi degli agenti. Il 21enne alla guida dell'auto è ora indagato per omicidio stradale. Sabato alle 15 nel Duomo di Pieve di Soligo sarà dato l'ultimo saluto ad Antonella Kmet, la mamma 46enne morta dopo 2 settimane di agonia per aver fatto da scudo ai suoi figli nel tragico incidente causato da un anziano 87enne al volante. Dopo il nulla osta della magistratura è stata dunque fissata la data dei funerali di quella che tutti hanno chiamato Mamma Coraggio. Dopo la cerimonia officiata da Monsignor Giuseppe Nadal, un corteo porterà la salma al cimitero cittadino, dove sosterrà in attesa del trasporto verso Po, la città natale di Antonella, dove verrà tumulata secondo le sue volontà, un trasporto che avverrà probabilmente lunedì. Ed ora il caso dei dipendenti infedeli di un'azienda di stufe a pellet di Vittorio Veneto, che per anni hanno rivenduto stufe ed effettuato manutenzioni ai danni dell'azienda, sottratti almeno 500.000 euro.
avevano sfruttato la possibilità di mettere su dei siti online degli annunci di vendita e avevano impiantato una vera e propria rete commerciale parallela a quella dell'azienda. Dipendenti ed ex dipendenti di un'azienda di stufe a pellet di Vittorio Veneto denunciati a piede libero dalla polizia. In 2 anni hanno causato alla ditta almeno 500.000 euro di danni, spingendola sull'orlo del fallimento. Avevano posto in essere una rete parallela e dal punto di vista commerciale e dal punto di vista dell'assistenza ai clienti, riuscendo a sottrarre numerosi pezzi della produzione ed elementi di ricambio. Rivendevano le stufe a prezzi inferiori e ai clienti le garantivano un paio d'anni, assicurandosi però che chiamassero per eventuali manutenzioni loro e non la ditta produttrice. Indagine nata da una precedente operazione a carico di un ricettatore albanese, anche lui ex dipendente. Tra i pezzi che gli erano stati sequestrati c'erano anche stufe a pellet. Al momento si indaga per ricettazione e abbiamo dato luogo a 6 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti, alcuni di etnia italiana e alcuni di etnia albanese e altri cittadini italiani. Tra loro anche una donna. La polizia ha sequestrato nelle abitazioni dei 6 numerosa refurtiva, anche delle biciclette. Le foto per il riconoscimento sono postate sul profilo Facebook della Questura di Treviso. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali per parlare della protesta dei medici di base che non arretrano di un passo e si dicono pronti a chiudere i loro ambulatori. Intanto i direttori generali, in primis il direttore generale dell'USL 2, Benazzi, auspica che venga riaperto il dialogo e che la serrata rientri. I medici di base vanno avanti, decisi più che mai a dar voce alle loro ragioni attraverso una mobilitazione che al momento si è limitata allo sciopero delle ricette elettroniche, ma che a breve potrebbe assumere toni ben diversi. Pronti infatti dal 9 novembre a chiudere gli ambulatori una volta al mese fino a maggio, salvo che non arrivi prima dalla Regione una convocazione, perché è proprio contro la Regione che i medici di famiglia puntano il dito, colpevole a loro dire di aver trascurato la politica sanitaria del territorio, accuse sempre respinte dal governatore Luca Zaia. L'auspicio da più parti è che lo scenario della serrata degli ambulatori possa rimanere solo nelle intenzioni, riaprendo al più presto il dialogo. Credo che ci siano più cose che ci uniscono, cioè i pazienti, che quelle che ci dividono. Sono anche convinto che si possa veramente insieme fare qualcosa e continuare a fare qualcosa in termini anche di risposta al territorio e quindi anche di superare lo sciopero di novembre da loro già annunciato. Nessuno deve fare un passo indietro, ma piuttosto uno in avanti, dice il direttore generale Benazzi, che si augura vi siano ancora margini per evitare la chiusura degli ambulatori. Siamo persone che hanno tutte e due, noi e loro, a cuore la persona che è quella che ha bisogno di cura e che ha bisogno di essere presa in cura, per cui credo che ci siano grandi margini per poter ragionare ancora insieme. Intanto stasera i sindacati di categoria si incontreranno per decidere se e come portare avanti la protesta. Bocciato senza se e senza ma dai medici dell'ospedale di Padova e dalla scuola di medicina dell'università il progetto del nuovo ospedale sul sito attuale, presentato dal sindaco Sergio Giordani. Il presidente della scuola Plebani dice: si è perso troppo tempo, siamo pronti allo scontro. Io ringrazio il sindaco che sta lavorando al progetto, mi dispiace che non abbia avuto un momento per confrontarci con noi, perché ripeto, se si vuole il confronto siamo aperti, se si vuole lo scontro siamo altrettanto aperti. Nessun confronto con il Comune, nessuna intenzione di arretrare da una posizione che ritengono giusta e meditata. Medici pronti allo scontro con il nuovo primo cittadino, con in testa Mario Plebani, presidente della scuola di medicina, che arriva al saluto dei 12 primari che lasciano l'azienda ospedaliera dopo aver conosciuto le future matricole della facoltà. Sul nuovo ospedale, sul progetto tirato fuori dal cassetto a sorpresa dal sindaco Sergio Giordani, fotocopia delle giravolte sull'ospedale del primo Bitonci con il suo piano sul sito attuale, il loro giudizio è secco, no. Io vorrei chiedere a qualcuno, spero che lei non abbia parenti, ma dei pazienti che in questi anni hanno sentito il rumore dei martelli pneumatici al policlinico, 10 anni di lavori,
ai bambini della pediatria e alle mamme che vanno lì. Vorrei chiedere a loro se pensano che sia realizzabile lavorare facendo un progetto di nuovo sul vecchio. Sotto l'albero i padovani aspettano di trovare il progetto dell'ospedale promesso dal sindaco, ma quanti Natali sono passati senza che niente si muovesse, lasciando nei cittadini l'unica sensazione che si stia o si voglia prendere tempo. A sostegno della facoltà di medicina anche il rettore dell'università Rosario Rizzuto. Questa è la posizione che noi abbiamo espresso con coerenza. Io credo che a noi non può che essere riconosciuta una coerenza di obiettivi e di contenuti che abbiamo espresso. L'istituzione università parla per atti, la posizione non è cambiata di 1 millimetro in questi anni, nonostante i sorrisi tra sindaco e rettore scambiati a Palazzo Moroni non più di 2 settimane fa. Padova Est, Padova Ovest o Area Colli, ma l'ospedale con il suo carico di ricerca, didattica e assistenza non può più aspettare. Io credo che sia il momento di accelerare, le nostre posizioni sono note, noi non possiamo che ribadire l'importanza e l'urgenza di un nuovo ospedale all'altezza della scuola medica. Cambiamo completamente argomento, parliamo di spazio perché ha raggiunto ottimi risultati il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Padova. Un team di ricercatori del BOA infatti ha scoperto i segreti del pianeta nano Haumea. Hanno rivelato al mondo le sue caratteristiche, le misure e il suo anello orbitante. È stato un team di ricercatori padovani a scoprire i segreti del pianeta nano Haumea, classificato come transnettuniano, ovvero la cui distanza dal Sole è oltre quella di Nettuno. Scoperto nel 2004, prima d'oggi non si era mai saputo molto di questo piccolo pianeta. Capire le caratteristiche di questi corpi celesti ancora avvolti nel mistero, spiega il dottor Nascimbeni del Dipartimento di Fisica e Astronomia di Padova, permetterebbe di ricostruire alcuni tasselli della formazione del nostro sistema solare. Fondamentale nello studio del team padovano è stata la notte del 21 gennaio scorso, quando Haumea, nel corso del suo moto orbitale, ha eclissato una stella di sfondo per un intervallo di pochi minuti. Con queste immagini si chiude questa edizione del Veneto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Ennesima giornata di sole su tutte le nostre regioni, non sono attese piogge. Nel dettaglio sul Veneto anticiclone con sole e bel tempo, da evidenziare un po' di nubi irregolari e locali nebbie o foschie mattutine sulle pianure centro-meridionali in genere, ma poi in rapido dissolvimento. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 19 e i 23 gradi, valori minimi sui 9-13 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche foschia o nebbia mattutina soltanto sulle pianure centrali. Le temperature massime sono attese tra i 19 e i 22 gradi, valori minimi sui 12-15 gradi circa. Concludiamo con la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Qui avremo una splendida giornata soleggiata e stabile ovunque, cieli del tutto sereni e assenza di nubi. Le temperature risultano essere in aumento con valori massimi sui 24 ma punte di 28 gradi, minime sui 7-8 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.